ci deve essere una voce univoca sulle misure. Questa è la richiesta avanzata dai presidenti di regione durante l'incontro con i ministri Boccia e Speranza per discutere dei contenuti del prossimo DPCM. Tra i temi affrontati anche quello dei parametri che dovranno essere presi in considerazione per delineare la nuova geografia di rischio del Paese. Se da un lato viene confermato l'abbassamento della soglia dell'RT, dall'altra sembra al momento congelata l'incidenza di positivi ogni 100.000 abitanti. Sia dall'apertura del Ministro della Salute, che devo riconoscere con molta coerenza, ha detto: guardate, dato che è un po' la posizione mia e anche dei colleghi, l'incidenza è un fatto scientifico, ma funziona se tu decidi che tutte le regioni fanno una percentuale di tamponi sulla popolazione, su quel campione di popolazione. A quel punto puoi mettere in linea le incidenze, ma non puoi paragonare le incidenze di una regione come la nostra che fa 60.000 tamponi con l'incidenza di una regione che ne fa 400 al giorno. Noi abbiamo solo chiesto, ma noi dico non solo io, i colleghi, che i dati siano uniformi. Se i dati non sono uniformi, tu non puoi paragonare i dati di una regione con un'altra. Intanto sul fronte dei ricoveri il trend continua a dare segni di miglioramento, anche se la pressione permane importante. C'è questa timida tendenza che ormai abbiamo da 5 giorni di cali. Mazzai ha toccato anche un'altra questione, quella che riguarda l'assessora Donazzan, che al programma radiofonico La Zanzara ha cantato Faccetta Nera, suscitando un fiume di polemiche. L'assessore si deve scusare, quantomeno, visto e considerato che stiamo parlando, e conosco la sua sensibilità, e quindi immagino che non so, magari ha già provveduto, lo farà. Faccetta Nera riprende purtroppo un periodo storico buio della nostra storia. È inevitabile che molte persone abbiano urtato la loro sensibilità nel vedere episodi come questi, perché stiamo parlando di un periodo delle leggi razziali, del colonialismo, stiamo parlando anche della condizione femminile in quei territori. Conoscete le mie idee e penso che siano doverose le scuse.